scoperto dalla società trevigiana di cyber security, vendeva filmati rubati da oltre 2000 videocamere private d'Italia e del mondo, dai centri estetici alle case private, 150 i siti italiani spiati, tra cui 3 veneti. Turista coltellata sottomarina, il 25enne sospettato dell'aggressione indagato dalla Procura di Venezia per tentato omicidio, ritrovato intanto il cagnolino fuggito quella sera. Giallo nel Trevigiano, a Roncada il cadavere di un uomo sui 60 anni affiora dal fiume, un passante lo nota e dà l'allarme al vaglio, le denunce di scomparsa nella Marca. Ha assistito a una scena di violenza contro una donna e non si è girato dall'altra parte, è quanto accaduto ieri sera ad Alberto Stefani, segretario regionale della Lega. L'uomo è stato arrestato. Post sui social del sindaco 42enne di Brugine, Michele Giraldo: ho un tumore nel sangue, inizia la mia seconda vita, centinaia di messaggi di incoraggiamento, combatterò come un samurai. Morto a 91 anni il re della moda italiana Giorgio Armani, nel 2023 all'Arsenale aveva ricevuto dal sindaco Brugnaro il Leone d'Oro di Venezia. I carabinieri hanno fermato al Lido la Lancia con Laika e Anna Foglietta a sostegno della Global Flottiglia diretta a Gaza. Il dramma della striscia irrompe alla mostra del cinema di Venezia. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie, la cronaca ancora in primo piano che arriva dal Trevigiano, un portale web scoperto dalla società Yarix di cyber security di VAR Group, che vendeva filmati rubati da oltre 2000 videocamere private dai centri estetici, dalle case, con prezzi che andavano dai 20 ai $600 a seconda del VIP spiato, 150 i siti italiani trafugati, tra cui 3 veneti. Tutto alla luce del sole, sul web. Bastava iscriversi ad un gruppo Telegram, pagare dai 20 ai $600 a seconda del VIP da spiare ed ottenere su un portale basato alle isole Tonga la visione di almeno 2000 video rubati in tutto il mondo, dagli studi medici a quelli estetici fino alle case private. Tutto accessibile tramite le normali videocamere di sorveglianza comprate nei maggiori siti di shopping online. A scoprire il reato la società trevigiana di cybersicurezza Yarix di VAR Group, che ha già denunciato i fatti alla polizia postale, mentre faceva delle ricerche per conto di un privato sul caso dello showman Stefano De Martino, ripreso quest'estate in intimità con la sua fidanzata. Video rubato, ovviamente. Essenzialmente erano tutte quante immagini che potevano avere contenuti dall'intimo fino al pornografico. Erano anche classificate sulla base di provenienza geografica, tipologia di contenuto, stanze in cui si trovava la telecamera, per poter poi ricercare meglio questo tipo di contenuto. E questa è solo la punta dell'iceberg. Allora, solo con questo portale sul quale abbiamo fatto questa segnalazione c'erano più o meno 2000 telecamere che erano disponibili in vendita. Di queste circa 150 si trovavano in Italia e almeno 3 si trovavano in Veneto. Questo come ordine di grandezza, solamente per un singolo portale, e ce ne sono sicuramente altri. Un portale la cui registrazione era alle Tonga per rendere più difficile l'identificazione e più improbabile la chiusura o la punibilità. Questo portale non è stato ancora chiuso, infatti noi non abbiamo neanche mai dichiarato qual è l'indirizzo a cui raggiungerlo, perché c'è un'indagine di polizia in corso e queste indagini di polizia, come sappiamo, hanno il loro tempo, che non è immediato, quindi non è che si fa la segnalazione e vengono chiusi. Ma le cose peggiori devono ancora arrivare. La prima è che con una normale ricerca sul web si trova anche questo portale. Assolutamente sì, tanto che anche la nostra identificazione è partita inizialmente da ricerche su motori di ricerca. La seconda è che acquistare delle videocamere per la propria casa non protegge da questo tipo di attacchi. Telecamere che acquistiamo a basso prezzo comunemente funzionano con un sistema cloud, quindi io quando installo l'app per controllare la telecamera in realtà non mi collego direttamente alla telecamera, mi collego a un sistema terzo sul quale la telecamera effettua il caricamento delle immagini in tempo reale che sta riprendendo. Il cloud quindi è facilmente violabile dagli esperti hacker, ma anche l'utente ha la sua parte di responsabilità. Quindi ad esempio durante la configurazione dell'app sul cellulare utilizzo di password banali, utilizzo di password default, non utilizzo di fattori di autenticazione aggiuntivi, tipo il secondo fattore di autenticazione è quello per cui ti arriva un SMS per confermare che sei tu effettivamente la persona che sta tentando il login. Quindi la consapevolezza degli utenti è una cosa su cui è essenziale puntare, insomma, per evitare questa tipologia di rischi. Sul caso sono già scesi in campo la politica e il Codacons, che annuncia azioni legali a tutela degli italiani coinvolti nella vicenda. Siamo a caso della turista coltellata sottomarina, il giovane 25enne è ora stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Venezia.
Tentato omicidio è l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati il 25enne già interrogato dai carabinieri 24 ore dopo l'accoltellamento di una turista tedesca di origine polacca avvenuto lunedì notte a Sottomarina. Il giovane, che soffrirebbe di disturbi psichici, era stato accompagnato al termine dell'interrogatorio all'ospedale di Chioggia, dove è tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria. Per lui il sindaco Mauro Armelau ha disposto un ASO, accertamento sanitario obbligatorio, un provvedimento che rispetto al più famoso TSO prevede inizialmente solo una visita medica, a seguito della quale può essere deciso un eventuale trattamento sanitario. Nello stesso ospedale in cui si trova il giovane indagato dalla procura si trova anche Monica Grimm. Le condizioni della turista 35enne sono in miglioramento, è uscita dalla terapia intensiva e ha ricevuto dal sindaco Armelau la notizia di ritrovamento di Laki, il suo cagnolino fuggito durante l'accoltellamento. Lei, parlando con Monica, ha avuto modo di chiederle se aveva visto, ha avuto modo di vedere questa persona e se nel caso insomma era in grado di fornire delle indicazioni. Diciamo, qui ci sono le indagini dei carabinieri, quindi io magari non so tutto chiaramente, ecco. Noi abbiamo dato il massimo supporto all'Arma dei Carabinieri, insomma, perché a Chioggia veramente c'è un lavoro anche di squadra, c'è un rapporto tra istituzioni che è veramente ottimo. Anche l'ASL ha messo anche a disposizione una psicologa appunto per parlare con la ragazza, quindi anche dal punto di vista psicologico, perché non è semplice anche superare comunque questo trauma. Io le chiedevo però se lei aveva avuto modo di parlare dell'aggressione, di entrare nello specifico con la ragazza. No, ho volutamente lasciato stare proprio per non ricordare, ecco. Oggi era stato un momento di felicità, ecco, per trovare Laki, e quindi abbiamo lasciato che oggi fosse una giornata di festa, ecco, diciamo. Quindi non ho mai parlato di queste cose con lei né ieri né oggi. Giornata di festa proprio perché è stato ritrovato il cagnolino della donna. Eccolo il piccolo Laki, il cagnolino della turista Monica Grimm, fuggito durante l'accoltellamento della padrona e oggetto per 2 giorni di ricerche a tappeto in tutta Chioggia. Ripresasi dall'aggressione, uno dei primi pensieri di Monica era stato proprio per lui. Non tornerò in Germania senza Laki, aveva detto al sindaco Mauro Armelau dal letto di ospedale. E Laki è ricomparso nel giardino della casa di riposo di Chioggia. Gli operatori che smontavano praticamente dalla notte e lo hanno visto in quell'angolo del nostro giardino, e quindi insomma sono stati molto attenti perché tutti si erano mobilitati. È stata una mobilitazione enorme. Sì, ma tutti erano attenti, tutti parlavano insomma di questo animale che si cercava, e quindi ha trovato rifugio qui, probabilmente comunque un posto relativamente tranquillo, e gli operatori sono stati molto attenti e bravi, ecco, ad accorgersi. Perché era spaventatissimo. Sì, era spaventato, era proprio lì in angolo. Nelle 2 giornate di fuga Laki ha girovagato in un'area dal raggio di poco più di mezzo chilometro. Per ritrovarlo si erano alzati in volo anche dei droni, e proprio da un'osservazione dall'alto, per quanto casuale, da una finestra dello stabile, è stato avvistato e riconsegnato alla sua famiglia. Che ora era? Era intorno alle 7, 6, 3/4, era il momento del cambio del turno. Quindi c'è stato dalle finestre. Dalle finestre qui proprio della nostra struttura hanno notato questo cane, insomma, che era lì. A quel punto hanno avvisato. E subito hanno avvisato l'APA e chi è venuto a curarlo, insomma, a prenderlo. Accoltella il marito e lo uccide mentre sono in Romania. La coppia viveva a San Giorgio in Bosco da circa 20 anni. Erano in Romania, a Fundeanu, nella contea di Galati, per ricordare la mamma di Gheorghe, morta 7 anni fa. La tragedia si è consumata in un attimo alle 23:30 del 22 agosto. L'ennesimo litigio, e Valerica Zavate, 53 anni, arraffa un coltello da cucina e inizia ad infierire sul marito, Gheorghe Zavate, 56 anni. Le urla vengono sentite dalla sorella dell'uomo, che accorre, trova Gheorghe in un lago di sangue e avverte i sanitari e la polizia. Troppo gravi le ferite. Gheorghe Zavate muore in ospedale poco dopo. Una tragedia che dalla Romania arriva anche a San Giorgio in Bosco, dove la famiglia vive da 20 anni e lavora, il marito come camionista, Valerica come operaia. Nulla lasciava presagire una simile tragedia quando l'8 agosto la coppia aveva salutato i colleghi per le ferie estive e per rientrare in Romania. Una famiglia normale, tranquilla, inserita nel contesto di un paese dove molti si conoscono e dove
dove era cresciuta, vive e lavora anche la loro unica figlia. Valerica adesso è in custodia cautelare in carcere in Romania a disposizione della Procura della Corte d'Appello di Galati. Rattristato dalla vicenda il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo. Purtroppo una vicenda tristissima che lascia tutti senza parole e con tanto dolore, perché era una coppia che da anni viveva qui a San Giorgio in Bosco, ben inserita nella comunità, una coppia di cui non si è mai sentito notizia di problemi relazionali fra loro e quindi tanto sgomento. Assistito a una scena di violenze, da subito avvertito i carabinieri, rimanendo dietro all'auto dove questa si consumava, è stato arrestato poi l'uomo protagonista, il segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Vedevo che l'auto che mi precedeva, all'interno c'era un uomo che stava picchiando la donna alla guida e fondamentalmente in certi casi sbatteva la testa fuori dal finestrino, quindi la situazione era veramente drammatica. Noi abbiamo seguito l'auto finché ovviamente in coordinamento con le forze dell'ordine siamo riusciti a fermarla. È ancora scosso e forse solo adesso sta capendo cos'è accaduto Alberto Stefani, parlamentare e segretario regionale della Lega. Sono passate le 19 di mercoledì e con 2 persone si sta dirigendo verso Conselve, dove è in corso la fiera di Sant'Agostino. Sono sulla statale Adriatica quando è il deputato, ex sindaco di Borgoricco, a notare quanto sta accadendo sulla Polo che li precede. Un uomo seduto sul sedile posteriore sta picchiando una donna che è al volante, le tira i capelli, le butta la testa fuori dal finestrino. Bastano pochi istanti per decidere di agire, mettersi all'inseguimento dell'auto e chiamare il 112. Senza mai perdere di vista, il segretario della Lega arriva a Pernumia, dove i carabinieri fermano l'auto e iniziano le procedure di identificazione. Per l'uomo, un 52enne italiano, scatterà l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La donna, che aveva solo qualche scoriazione, per ora ha deciso di non sporgere denuncia. Sono riuscito a riprendere qualche secondo e davvero i gesti di violenza erano fuori controllo e l'uomo era anche in evidente stato di alterazione. Spero che ora la donna si trovi al sicuro e che sicuramente lo sarà e che possano essere assicurate tutte le misure per garantire ovviamente una giustizia certa. La vicenda mi ha lasciato sgomento perché trovare una situazione di questo tipo è davvero spiacevole, ma quello che conta è non girarci dall'altra parte anche quando ovviamente si provano emozioni particolari come quella che si prova quando si vede una donna in pericolo. Quello che conta è agire prontamente e avere il coraggio poi di fare tutto quello che serve. Ancora la cronaca che ci porta nel Trevigiano. È stato un pomeriggio di mobilitazione a Roncade dopo il ritrovamento di un cadavere nel torrente Musestre nei pressi di un cavalcavia sulla Treviso Mare. A lanciare l'allarme è stato un passante, immediatamente scattata la mobilitazione di uomini e mezzi con il SUEM 118, vigili del fuoco e carabinieri che stanno tentando di dare un'identità al corpo e ricostruire la dinamica che ha portato alla tragica scomparsa, quasi certamente per annegamento. Poco distante sono stati trovati degli effetti personali. Non si escludono al momento segni di violenza, ma non si lascia intentata nessuna pista dall'incidente al gesto estremo. Si tratta di un uomo tra i 60 e i 70 anni. Le indagini proseguono. Usa i social Michele Giraldo, sindaco di Brugine, per annunciare la sua malattia, un linfoma, un tumore maligno del sangue. Si può guarire con la chemioterapia che inizio oggi e durerà 6 mesi, poi si vedrà. Questo si legge sulla sua pagina, in cui il 42enne primo cittadino ha annunciato che non smetterà di lottare. Sono un samurai, dice, non si molla, conclude il suo post. I migliaia hanno voluto dimostrargli vicinanza e affetto. E anche il mondo della cultura e della moda del Veneto in lutto per la morte di Giorgio Armani, uno dei giganti del fashion e del made in Italy in tutto il mondo. Era a casa in convalescenza da mesi dopo un ricovero ospedaliero tenuto segreto sino all'ultimo. Nel 2023 Giorgio Armani aveva ricevuto il Leone d'Oro della città di Venezia dal sindaco Luigi Brugnaro. In quei giorni aveva allestito una sfilata d'alta moda all'Arsenale di Venezia.
Così dunque dal veneziano. Intanto rimaniamo in laguna perché i carabinieri hanno fermato al Lido poco prima dell'approdo all'Excelsior la Lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist We Are Coming, sostegno alla Global Flottiglia. Sulla Lancia uno dei ragazzi a bordo mostrava anche una bandiera palestinese. Le forze dell'ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca e sequestrato sia l'opera d'arte che la bandiera. O si sta dalla parte degli oppressi o si è complici, anche il silenzio è complicità, dice Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della flottiglia in partenza per Gaza la sua nuova opera Sumund. Raffigura una donna palestinese che con il dito puntato mostra la rotta, alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera palestinese. Per Anna Foglietta l'arte oggi, dice, è un'azione pacifica e non violenta di sostegno alla flottiglia. I centri sociali del nord-est hanno intanto annunciato: se la flottiglia verso Gaza sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia. E si conclude con questa notizia il telegiornale regionale. Grazie per averci seguito. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo e a seguire il telegiornale di Venezia. Tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.